Ancora una volta minori, tutti giovanissimi, 15 anni appena, hanno creato momenti di tensione e paura all'interno del tram diretto al capolinea della Guizza. Spray urticante spruzzato nel vagone, nel parapiglia di una rissa tra 6 ragazzi, 4 minori stranieri non accompagnati, un quindicenne e un ventenne padovani. Martedì sera l'autista è stato costretto a bloccare la corsa del tram alla fermata Eremitani per far scendere tutti i passeggeri. Nel trambusto anche il gruppetto di teppisti si è dileguato, ma i poliziotti delle volanti impegnati nei controlli della zona rossa in stazione, contattati dall'autista del tram, hanno individuato poco dopo i violenti. Il fatto è gravissimo, ciò che è accaduto, cioè parliamo di incolumità, sicurezza del trasporto pubblico, è accaduto intorno alle 20:30 in città con degli utenti appunto, che usufruiscono di questo servizio pubblico. La gravità non solo della rissa, c'erano circa 10 passeggeri, ma anche poi utilizzare questi spray urticanti che assolutamente non possono essere, non vanno spruzzati in ambienti chiusi come appunto può essere il tram. Portati in questura e identificati, i 6 giovani sono tutti noti alle forze dell'ordine. Un quindicenne padovano già segnalato per rapina e spaccio di droga e furto, un sedicenne egiziano per rissa e interruzione di pubblico servizio, 2 quindicenni nordafricani per violenza privata, rapina, rissa e porto di oggetti atti ad offendere, un quindicenne rumeno per furto, rapina e lesioni, il sesto è un ventenne che ha precedenti invece per minaccia, rapina e spaccio di droga. Tutti e 6 sono stati denunciati. Siamo ancora nella devianza, però ci metto il punto di domanda. È chiaro che essendo minori, ragazzini, bisogna dargli tutte le opportunità affinché possano interrompere questo ciclo violento che li porta alla devianza e che non diventino poi dei veri e propri da devianza delinquenti o criminali. Andiamo nelle scuole, facciamo percorsi di legalità, cerchiamo di rendere consapevoli i giovani, i ragazzi sul disvalore della propria condotta e quindi sul rispetto delle regole. Tanto si fa, però occorre in questi casi anche dimostrare fermezza, interventi decisi, ma anche nello stesso interesse di questi giovani, perché poi prima o poi il conto arriva e quando arriva probabilmente hanno già cercato di rimettersi sulla retta via, ma è troppo tardi.